L'azienda è nata di fatto come Falegnameria Fortuna nel 25, nel 1960 è diventata Arclinia. Arclinia, dove ARC è acronimo di arredamenti razionali componibili, cominciando a produrre cucine che allora erano le cucine componibili di tipo americano. La storia prende impulso appunto negli anni 60 e trova uno slancio molto forte nel 63 quando viene presentata Claudia, che è la prima cucina con elettrodomestici incorporati. Rappresenta proprio il DNA di Arclinia, la cucina da usare e da vivere, dove l'elettrodomestico non doveva creare conflitti dal punto di vista estetico. Se una rivoluzione grossa è stata fatta da Arclinia, già dall'inizio è stata quella di rendere la cucina uno spazio centrale, punto focale della casa. Quindi diventando il fulcro della casa, la sua modalità di progettazione doveva essere per forza architettonica, perché generava più relazioni che non il semplice far da mangiare o il semplice mangiare. L'azienda è a Caldogno da sempre. Caldogno è in provincia di Vicenza, che è la città del Palladio. Parlare di ispirazione forse è esagerato, però questo rapporto tra l'architettura, lo spazio e il vivere lo spazio, qualcosa secondo me c'è, perché l'ispirazione di un'idea tradotta in progetto ha a che fare con il territorio in cui tutto questo nasce e si sviluppa. L'azienda nasce come azienda artigiana, per cui tante cose vengono prodotte manualmente. In Arclinia lavorano più di 120 persone che sono anche in progress, perché l'attività si sta espandendo soprattutto appunto attraverso i mercati esteri e quindi entrano persone con delle competenze sempre più all'altezza delle necessità commerciali e industriali anche soprattutto.